Cosa vi ha consigliato il mister per recuperare questa partita? Beh, abbiamo iniziato bene, poi appunto abbiamo ceduto un pochino, ma con impegno e insomma con tanta grinta abbiamo cercato insomma di rifarci sotto e ce l'avevamo quasi fatta, ma alla fine non è andata bene come speravamo, ma insomma Sì, un siamo... roller Recoaro che obiettivamente pareggia 4-4 col Sandrigo, è una squadra quindi che può essere la spina sul fianco di tante squadre che magari puntano molto di più. Cos'è il vostro obiettivo per questo campionato, questa Coppa Italia? Beh, noi siamo specialmente un gruppo fatto di amici e puntiamo specialmente a divertirci e così facendo magari si possono anche raggiungere alcuni risultati importanti, mai si sa. Diciamo che sia una squadra che non combatte per il primo posto, ma comunque possiamo toglierci le nostre soddisfazioni volendo. Ecco, ti chiedo una curiosità, come mai ti hanno fatto indossare questa maglietta per l'intervista? È il nostro portafortuna, sono le nostre maglie da riscaldamento e questa dicono che mi assomigli, quindi Ah, ok, allora un in bocca al lupo a Recoaro e anche esattamente. a Cecchetto Edoardo. Grazie mille.